Buongiorno amici di Sport Sicily, bentornati qui al Velodromo Stadio di Palermo con Gabriele Abbate per commentare questa partita di campionato Under 15 Elite. Sarà tra TF e Athletic Club Palermo. TF sulla carta giocherà in casa. Adesso aspetteremo il fischio d'inizio e poi partiremo con la cronaca. Si parte con l'ATF, il possesso del pallone che lancia verso avanti subito dove viene anticipato il possesso all'Athletic che prova a girare il pallone sulla sinistra e prova a partire, palla ottima all'esterno, prova ad andare in contropiede, entra dentro l'area, può provare il destro e gira il 10, poi ottima la parata del portiere, si va a trovare pronto, poi da fuori aria, ancora possesso che va all'ATF ma c'è un piccolo fraintendimento, rimessa laterale per l'Athletic Club. Parte subito forte qui l'Athletic Club. Palla battuta, prova a metterla in mezzo, viene fermato Murato. Altra rimessa laterale, poi ancora per l'Athletic Club. Si va avanti. Due ottime squadre oggi scendono in campo. Questa domenica mattina. Sarà una partita divertentissima, chiaramente da seguire tutta. Sopra entrare in mezzo a due, riesce a toccare il pallone per ultimo, poi alza questo campanile in mezzo, fa su il portiere senza nessun disturbo. Bilancio lungo il portiere, ancora fermato l'avanzamento dell'ATF. L'ATF adesso prova ad alzare questo pallone sulla destra, con il numero 11 prova ad andarci, riesce a prendere il pallone, poi difende bene il pallone con i denti. Sbaglia l'ultimo tocco, rimessa laterale per l'ATF. Alla lunga esce il portiere costretto, spazza via questo pallone, colpisce male, fortuna che va dietro, si partira dal portiere dell'ATF. Si parte dal portiere, fa salire l'Athletic Club ATF, adesso continua ad avanzare con il tocco verso il centro del campo. Attenzione perché si trova un campanile lì, il numero 9, il solito Martino, protagonista di molte partite. Adesso TF che avanza, prova l'appoggio, viene fermato il numero 3 Citano. Possesso TF, prova a salire adesso, è alto l'Athletic Club, prova a girarsi il numero 9, protegge il pallone, ci riesce così in mano. Attenzione perché c'è il controllo dell'Athletic Club che prova ad avanzare dentro in aria, ma viene fermato il pressing degli avversari. Sarà calcio d'angolo Athletic, a battere Catalano.
palla in mezzo, battuta, non c'è nessuno, palla che passa tutta l'area di rigore. Adesso Athletic che recupera il pallone, avanzare il numero 10 Putano, preferisce con molta tranquillità di partire da dietro e arriva da Montagliani, viene anticipato, ottimo qui l'anticipo del numero 5 Danna che dice di no. Tra l'Athletic, la tutta rimessa laterale, palla lunga, chiude bene il centrale, costretto a mettere in rimessa laterale. Adesso 4 minuti di Athletic sull'offensiva, tocca rimessa laterale, attenzione perché c'ha un rimpallo fortunato, poi c'è forse contatto ma l'arbitro lascia giocare, una trattenuta ma ancora l'arbitro lascia giocare, poi il giocatore accusa un colpo, non c'è nulla di grave. Si riparte da Nuzzo, TF sempre che parte dal basso, palla lunga, prova a prenderla Cusimano, ma ancora TF ha preso il pallone, rientra ottimo con il numero Tarini, con molta tranquillità non riesce a ripartire da dietro, viene prestato dall'uomo. Si arrabbia il mister Barone, anzi no scusate, il mister per ciò che ha fatto Barone, vuole un gioco più veloce a quanto pare. TF è attualmente bloccata metà campo, adesso riesce ad uscire, attenzione perché forse è pericolosa, tira poi a volo, aveva il compagno libero a sinistra, il numero Torini, preferito calciare dalla distanza, spazza via Curcuruto. Recupera Frisco, buono lo scambio, il dai e vai, può provare ad andare adesso il numero 9 Cosimano, palla che passa, palla che esce anche, sarà rimessa dal fondo per l'Athletic Club. Primo squillo anche dell'ATF che arriva al quinto minuto di gioco, ha rischiato qui l'Athletic Club. Palla lunga, ottimo il controllo, prova a passare ma dice di no, qui Pecoraro, e quindi adesso possesso per l'ATF, ancora avanti, al centrocampo, buona la palla lungolinea, forse un pochettino troppo forte, palla che esce. Rimessa tra l'Athletic, già battuta. Favaloro prova a girarsi, l'arbitro lascia giocare, può adesso andare il numero 10 in mezzo a due, riesce a passare, mette questo pallone in mezzo, controlla il destro, si fa trovare pronto Curcuruto, dice di no, al destro di Cosimano che ha rischiato ancora una volta la TF di imbucare bene. Adesso palla lunga, di testa, appoggia al compagno, costretto a mettere rimessa laterale, pressato da due, pressing alto quello dell'Athletic Club. Devono passare un numero, si gira bene qui Pecoraro, passa via questo pallone, altra rimessa laterale dell'ATF. In testa prova Favaloro, c'è Catalano che butta la palla avanti, attenzione che c'è un passaggio pericolosissimo, rischia il portiere, costretto a spazzare, recupera un'ottima rimessa dal fondo, ha rischiato qui il portiere Nuzzo.
battuta la palla, si gioca sulla sinistra. Marini parte da dietro, spazia il pallone per la punta, che prova a metterla giù, è buono per l'appoggio, si allunga il pallone. Ha rischiato ancora una volta qui l'Athletic, anzi no, l'ATF di avanzare lungo il campo. Che il cambio palla nel frattempo il direttore di gara, si erano lamentati sicuramente i giocatori. Si ripartirà nel posto dell'Athletic Club, una rimessa già battuta, passa via lungo il pallone dove non c'è nessuno, attenzione perché rischia il numero 3 Schiacchitano, anche ATF pressing, prova poi una Veronica, l'ultimo tocco è di Pecoraro, ma l'arbitro dice invece che sta rimessa della bianca, che vuole partire subito in contropiede, l'arbitro fischia, non si è capito il perché. Ha messo l'errore il direttore di gara. Passa rimessa laterale dall'Athletic, Coscrivito che già batte. Sebbene Martino, palla poi lunga, ottima l'azione, non c'è fuorigioco, è tutto regolare. Prova adesso a allungarsi il pallone, forse è troppo lungo, mette il pallone in mezzo, c'è il portiere che si fa trovare pronto. Ottima la giocata qui dall'Athletic Club che ha bucato benissimo la difesa. Un ottimo passaggio sul compagno. Ancora palla che rimane a metà campo dell'ATF, protegge il pallone con il corpo. Adesso laterale TF, Pecoraro la battuta, batte lungo e c'è il tocco, sente anche l'impatto, la rimessa laterale per l'Athletic. Buttano la battuta, mette questo pallone in mezzo, viene dentro l'area, è chiuso, poi il numero 10, sappiamo le qualità, può girarsi, ci riesce, l'arbitro fischia, sarà calcio di punizione per l'ATF. Poteva dare il vantaggio il direttore di gara. Battuta male questa punizione, adesso attenzione all'Athletic Club, si può fare pericoloso, ottima la palla d'esterno, prova ad arrivarci in velocità, palla un po' troppo lunga per D'Amico, non ci ha provato, possesso adesso TF che lanciano il pallone in mezzo al campo, fanno fatica a uscire, attenzione perché c'è un liscio, altra palla lunga in profondità, non trova nessuno, rimessa laterale quella dell'Athletic Club, Schiacchitano la battuta. La rimessa laterale, mentre su quel lato riesce a trovare la palla lungo linea, poi non riesce a controllare, ancora una volta qui il numero 11 D'Amico, TF che rischia ancora molto da quella parte del campo, ma prova a scappare il numero 11 Frisco e viene chiuso. Laterale TF. Laterale battuta, capo su TF, alto lancio lungo, altra palla buttata in mezzo dall'ATF che non riesce a costruire bene il gioco. Attenzione perché l'Athletic Club può avanzare, palla d'esterno, anticipato, cercano lo scambio, riesce a partire, palla lunga verso il numero 10 che prova ad arrivarci, c'è il vento che forse lo sfavorisce, c'è la palla più in avanti, quindi sarà rimessa al fondo per l'Athletic Club, al 12esimo ancora 0-0, occasioni da diverse parti.
sia dall'una sia dall'altra. Attualmente l'Athletic Club sta riuscendo a controllare meglio il gioco, ha più padronanza con il pallone tra i piedi, palla lunga, chiuso, messa laterale, Athletic. Laterale battuta di testa, spizza il pallone, avanza Athletic Club piano piano con le rimesse laterali. Si ritorna sull'offensiva. Laterale battuta, prova l'appoggio, ma non c'è nessuno, sono maglie bianche, ma attenzione perché sbaglia il rinvio. Il difensore centrale proprio il destro, da fuori aria, a volo. Tiro che non impensierisce il portiere Annuzzo. Quindi messa al fondo, anzi no, sarà calcio d'angolo. C'è stata a quanto pare una deviazione da parte dell'ATF, quindi calcio d'angolo Athletic. Per tutti da fuori, ottima la palla sul secondo palo. Ha provato il numero 8 a colpire il pallone di testa. Attenzione adesso perché l'ATF può andare lungo linea, cerca il passaggio delle vie centrali, protegge bene il numero 10 che si gira, poi c'è Schiacchitano, riesce a saltarlo, se non che poi sulla destra lo mette in mezzo verso il secondo palo, il portiere esce con i pugni, ancora ATF in avanti, dentro il sinistro, la palla rimane lì, prova a girarsi, altro attacco pericoloso qui dell'ATF. Uscire in mezzo alla attenzione perché qui va a partire il contropiede, si fa pericoloso il Athletic, può andare in contropiede, va via lungo linea, doppio passo, va ancora dritto, riesce poi ad entrare dentro l'area, perde il tempo, perde l'attimo, poteva ancora avanzare il numero 9 Martino, ha fatto forse un pochettino troppo la giocata personale, perde il tempo, poco sinistro calcia, ma viene poi in calcio d'angolo la palla. E quindi calcio d'angolo Athletic adesso sposta al controllo dell'ATF. Calcio d'angolo battuto, ottimo sul secondo palo, maglie bianche soltanto. Attenzione perché può provare il destro, la finta del numero 10 che può passare in mezzo a tre, poi costretto ad allargare il pallone dove non c'è nessuno. Arriva il numero 5 a coprire bene il pallone, ci riesce con esperienza qui Danna, sa laterale TF. In testa spizza verso il centrocampo, riesce a trovare il numero 10 Favaloro che prova poi a trovare il pallone lungo linea, viene fermato, spazza via, è ancora possesso Athletic, il numero 10 che tenta un sombrero, ora che rimane lì contrasti, spazza via il pallone, attenzione perché in gioco c'è fuori gioco, la palla forse è troppo lunga, larga soprattutto, rimessa laterale per l'ATF che con molta calma si sistema. Chiaramente a quanto pare le due squadre optano per la tattica del contropiede. Ho visto soltanto contropiede attualmente, sia da una parte che dall'altra. Ma Athletic è sempre quello che controlla di più il gioco, che preferisce giocarla a terra anziché lanciare il pallone così in aria. Tiff che ancora sicuramente non ha preso le misure della squadra avversaria. L'Athletic battuta a lungolinea, riesce a passare il pallone, avversario no, altra palla lungolinea, prova a controllare, poi prova l'appoggio il numero 9 Cusimano, altra rimessa laterale quella dell'ATF, quasi 20 sul cronometro, partita fermo sullo 0-0.
molto lunga la palla, sporcata di testa, poi spizia verso il numero 10. Attenzione perché ancora possesso ATF, spazza via il pallone ancora una volta l'ATF, non c'è nessuno. Cacchitano, lungolinea, troppo largo questo pallone, il mister lo vuole correggere, non c'è nessun rimprovero. TF in avanti verso il numero 9 che con il corpo bene o male riesce ad avanzare ancora e prendere qualche metro. Altra rimessa laterale per l'ATF, se non un calcio d'angolo. Sarà un'altra rimessa laterale, anzi no, calcio d'angolo. Va a battere il numero 8 Arini, chiaramente è il regista della squadra. Palla in mezzo sul secondo palo ad uscire, palla troppo forte, però è ottimo poi il colpo di testa, un po' troppo velleitario. Arriva alle mani del portiere che adesso lancia via il compagno. Attenzione di Club che adesso ha una grandissima opportunità di gol, vuole provare il numero 8, il destro centrale, si fa trovare pronto qui Nuzzo, ma ancora il posto dell'Atletic, il sinistro, ancora una volta Nuzzo, 2 su 2 in questa azione, ma che si è divorato qui d'amico. Chiaramente poteva fare molto di più qui d'amico davanti alla porta. È stato bravissimo Nuzzo a dire di no, non una volta ma bensì 2. Salvataggio, risultato salvato attualmente su di Nuzzo, forse accusa un piccolo dolore al fianco. Come avevo ben detto prima, Atletic e TF, entrambe le squadre che giocano con appunto la tattica del contropiede, ne abbiamo visti già parecchi in 20 minuti di gioco, i più contropiedi, forse i passaggi riusciti. Come dicevo ben prima, sarà una partita divertente perché è un continuo attaccare. Adesso di testa prova a spizzare il numero 10, è buono il possesso, poi c'è forse gioco pericoloso e infatti arriva qui il calcio di punizione per l'ATF. Palla lunga, arriva al limite d'aria, esce poi a riprendere il possesso l'Athletic Club con il numero 4 prova a scappare la Vardera, poi palla verso destra, deve uscire il portiere, ancora Nuzzo, Sottavale è pronto, dice di no. Chiaramente Nuzzo attualmente è uno dei migliori in campo, sicuramente quello dell'ATF. L'appoggio, per spazio il pallone in mezzo verso le vie centrali, riesce ancora a prendere il pallone Barone, palla ancora lunga dell'Athletic Club, può trovare le mani di Nuzzo. Palla lunga, attenzione, rimbalzo che frega l'avversario, il club che recupera il pallone, palla lunga linea, ancora una volta palla che arriva da Nuzzo. Andiamo sulla sinistra, è ottimo il controllo, poi cerca il passaggio, controllo a seguire, viene fermato, laterale TF che avanza. Sulla laterale, spazza via il pallone. Attenzione, Athletic Club recupera bene per Orriggio,
Ripara sulla sinistra, troppo largo, non ci arriva il compagno. Altra laterale attualmente per l'Athletic, che va a iniziare così piano piano. Possesso recuperato da parte dell'ATF. È stato qui bravo ancora una volta Danna, capitano dell'ATF. Pressione di entrambe le squadre. Arriva bene ancora una volta Barone, anche lui uno dei migliori in campo da parte dell'ATF. Sbaglia poi il controllo. ATF adesso è rimesso laterale che vuole battere veloce. Vediamo se ci sarà un contropiede. In caso non mi sorprenderebbe la cosa. Palla lunga, buttata in mezzo. Ancora Nuzzo a prendersi questo pallone. Spazza via il pallone. Però qui fa valore a dare il pallone lungolinea. Ottima la chiusura ancora una volta di Barone. Ancora Barone spazza questo pallone lontano. Di testa non riesce a impattare Cusimano. Ancora TF, lungo questo pallone, c'è fuori gioco, ma l'arbitro invece lascia giocare perché forse non l'ha visto. In due su questo pallone, si bisticciano i due, palla che passa poi, è buono il corridoio, ma copre bene con il corpo il numero 6 con il contatto. Calcio di punizione per l'ATF. Chi già battuto riesce a saltare un nuovo Pecoraro, si accentra in mezzo al campo, ancora Pecoraro, passa la palla per Cusimano che allarga sulla sinistra, ottimo anticipo dell'avversario, poi palla che si gioca sulla sinistra, attenzione perché può partire il contropiede, prova a scappare, lascia ancora una volta Barone pronto a dire di no, arbitro firma il gioco, sarà fuori gioco, si partirà da un calcio di punizione per l'ATF. Palla lunga battuta da Barone, ottimo l'appoggio del numero 9, ancora una volta Cusimano, la prestanza fisica fa, è molto importante per una punta. Copre bene il pallone, guadagna qualche metro, sarà calcio di punizione per l'ATF. Putano alla battuta. Sicuramente proverà a metterne in mezzo questo pallone Putano. Alza questo pallone a rientrare. Muore bene con il corpo. Ancora una volta il capitano Danna. TF battuta. E prova a girarsi. Lotta 3-2. Alla meglio il giocatore in maglia bianca. Che si torna a prendere la posizione. Rimessa tra le battute direttamente in mezzo. L'area di rigore. Attenzione c'è il contatto. Ma la palla rimane lì. Prova a girarsi in mezzo a tre. Il sinistro preparato dal portiere che non riesce subito a bloccare il pallone. Ma ancora TF che attenzione che qui si fa superare da una palla alta. Sarà laterale Athletic, c'è forse un errore qui del direttore di gara che lascia battere Schicchitano. Può adesso provare il numero 9 a scappare, c'è David a coprire.
si è messo ancora una volta col corpo per davanti Barone. L'arbitro fischia, infatti arriva qui il primo cartellino giallo della partita al mister Sampino. Forse qualche parola troppo da parte di Sampino, viene ammonito. Era stato già richiamato diverse volte dal direttore di gara. 8 rimessa laterale. Pazzo Pippo per le vie centrali. TF che conquista qualche metro con la rimessa, respira anche la in maglia bianca, Scacchitano alla battuta. David si mette davanti. Cadere per l'Atletic, ancora Putano, a dire di no. Scacchitano, ancora Putano. Di tacco rischia qui d'amore, poi prova a rientrare bene. Possesso del Atletico con Catalano che mette questo pallone da tutt'altro lato. C'è il vento che fuoriesce il numero 11 e controlla bene il pallone, potenza il destro! Incrocio dei pali, poi il sinistro. Che giocata si era inventato il giocatore in maglia rosa. Ha provato lo scavetto lì d'amico che era riuscito, peccato che la palla è scesa di qualche centimetro in più. Palla che esce in calcio d'angolo per l'Athletic Club. Gol sfiorato da D'Amico. Palla in mezzo, battuto sul secondo palo con una volta a uscire. La fa sua il portiere Nuzzo. Adesso palla lunga, in due su questo pallone. Prova a centrarsi, rischia qualcosa ma la palla rimane lì. Può andare via Putano. Riesce a controllare bene il pallone e scappa via. Adesso fa Valoro che riparte dietro, palla lunga. Buono l'aggancio, buono il primo pallone per il compagno che poteva avere un pochettino più di pazienza, ma ha preferito giocare in maniera molto veloce. Scacchitano che lascia scorrere il pallone. 30 sul cronometro, ancora 5 alla fine di questa prima frazione di gioco. Chiaramente occasioni da entrambi i lati. Più sfortunato Athletic Club con quella traversa. La TF si era fatta pericolosa al quinto minuto di gioco. Parecchie occasioni da gol comunque entrambe le squadre. Testa Curcuruto, spazza via quel difensore, palla che si alza in mezzo al campo, di testa, senza paura, va Valoro. Luzzo esce, la fa sua. Spazza via il pallone. Prova andare via il numero 9, palla lungo linea, a cercare il numero 10, fermato, adesso contropiede per Athletic. Palla lunga, rischia il difensore, ma è giusta appoggio con il petto. Lunga battuta, anticipa di testa, spazza via poi il difensore, attenzione perché rischia adesso la TF di avanzare, rientra bene il numero 9 in mezzo a due, può rientrare ancora una volta, salta l'uomo, mette il pallone sul secondo palo, viene fermato questa volta.
palla lunga, giocata lungo linea a cercare il numero 9, esce il portiere, poi spinto con le mani, la fa su il portiere dell'Athletic, che comunque è Curcuruto, non è Nuzzo. C'è stato un piccolo fraintendimento nella distinta. Chiaramente errore mio, ho scambiato le due squadre perché entrambe hanno praticamente lo stesso stemma sulla magliettina e quindi di conseguenza non mi era stato detto che l'Athletic oggi indossasse la magliettina bianca mentre l'ATF la magliettina rosa. Quindi ripartiamo comunque come se fosse dall'inizio. Ricordiamo che è stato Nuzzo a salvare parecchi gol, ma bensì era stato Curcuruto Salvatore. Adesso si crea il contropiede da parte della TF che prova a scappare, chiude poi bene il numero 4 che non è da mica Puntella Vardera. Scusatemi per l'errore. Adesso prova a scappare il numero 10 Favaloro, che trova un ottimo passaggio, rischia adesso TF di andare in vantaggio, non riesce il portiere ad arrivare al salvataggio, praticamente quasi sulla linea del numero dell'Athletic Club Schiacchitano. Ottimo salvataggio. A quanto pare 2 di recupero ha dato il direttore di gara. Battuta dalla TF la rimessa laterale che prova a uscire in mezzo a due, tiene il controllo, poi prova il numero di Cusimano, ha provato ad uscire, si è rimessa laterale. Yobua alla battuta, ancora verso Cusimano, c'è il contrasto, l'arbitro fischia, sarà calcio di punizione per l'Athletic Club per una piccola trattenuta. Lunga il pallone di testa, c'è un corridoio in mezzo al campo, poi di tacco ha provato qui Catalano a uscire, palla che arriva ancora dalle mani di Curcuruto, anche il pallone sulla sinistra, ischia il numero 4 Barone, ma tiene il posto ancora Pecoraro, può scappare via, fortunato qui, sarà rimessa per ATF, invece no, per l'Athletic Club. Attenzione perché l'arbitro vede qualcosina che non va, sarà rimessa per l'ATF, ma la giocata lunga, contrasto, l'arbitro dice non c'è nulla, attenzione perché rischia il numero 4, non tanto, forse perché questo è il suo mestiere, quindi palla spazzata in mezzo, palla troppo larga, esce fuori, rimessa dal fondo. È finita il primo tempo, piccolo break di 10 minuti e dopo siamo subito da voi. Siamo qui con mister Mignone dopo l'ottima vittoria del Castellammare sul CUS per 3-0. Mister, innanzitutto complimenti, oggi la squadra ha girato davvero bene, è stata in controllo della gara fin dal primo momento, nonostante ci siano stati durante la partita diversi momenti nei quali era complicatissimo giocare per via delle condizioni del tempo. Sì, grazie. Infatti so che gli altri 2 anticipi del nostro girone sono stati sospesi, era oggi veramente complicato, però abbiamo chiesto all'arbitro che ci ha detto di giocare compatibilmente con la situazione contingente, abbiamo cercato di farlo meglio possibile e chiaramente il gol di Musso dopo un minuto ha reso le cose un po' più facili perché questa partita nascondeva molte insidie, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla al primo tentativo e da lì la squadra si è sciolta perché veniamo da un momento un po' complicato nelle ultime 5 partite, la seconda vittoria, però
bene, sono contento, bella reazione. È una gara che toglie un po' le castagne al fuoco dal punto di vista della classifica, 3 punti importanti, anche perché, come ha detto lei, sono arrivati in un momento complicato non solo dal punto di vista dei risultati, dei punteggi, ma anche per le diverse assenze. Oggi non c'era Messina, molti erano acciaccati, però anche chi è entrato alla panchina ha risposto presente. Sì, non siamo nelle condizioni ottimali, in questo momento stiamo facendo di necessità virtù per quanto riguarda la rosa, che è un pochettino corta, però non cerchiamo alibi, come ho detto ai ragazzi prima della partita, non cerchiamo alibi, non cerchiamo scuse, andiamo in campo, giochiamo al meglio delle nostre possibilità, oggi lo abbiamo fatto bene e lo faremo bene anche in futuro. Credo che la classifica va guardata nel suo complesso e bisogna considerare che nelle ultime 5 abbiamo incontrato Licata e Marsala, non eravamo dei fenomeni quando abbiamo cominciato il campionato, non siamo diventati dei brocchi adesso, ci giocheremo le partite con tutti, con le nostre forze. Mister Angelo Tomasello, 2 partite contro il Licata, in entrambe le volte si può riassumere con a voi gli applausi e a loro i punti. Sì, come dire, la forza di queste squadre è questo, diciamo, saper sfruttare le occasioni che hanno. Chiaramente io oggi posso solamente essere orgoglioso della gara dei miei ragazzi. È stata anche una settimana particolare in cui abbiamo perso anche un giocatore per noi molto importante, Kevin Girgenti, quindi siamo in un momento, diciamo, di mercato un po' particolare, ci stiamo riorganizzando dal punto di vista proprio offensivo, però i ragazzi hanno fatto una partita gagliarda, peccato per l'episodio soprattutto del primo gol, lo voglio rivedere perché, diciamo, chiaramente queste disattenzioni poi si pagano contro queste grandi squadre, però nonostante questo i ragazzi hanno saputo tener botta, abbiamo pareggiato e abbiamo tenuto bene, peccato poi alla fine subire il gol, però ripartiamo con la convinzione di aver fatto anche oggi un buon lavoro. Chiaramente non portiamo a casa punti, però pensiamo alla prossima. Ecco, sono partite che danno, appunto, come dicevi tu, consapevolezza, anche perché comunque una squadra che comunque avrà una veste ancora diversa nelle prossime partite, che comunque nonostante le difficoltà se l'è giocata ad armi pari per gran parte della gara contro un avversario che sulla carta è considerato quasi imbattibile. Sì, grazie per questa considerazione. Devo dire che i ragazzi hanno saputo tenere botta, hanno saputo, come dire, difendersi nel momento in cui c'era da farlo, hanno saputo palleggiare, provare a fare la partita quando ci è stato permesso di farlo, e quindi sicuramente questo è un elemento che mi lascia ben sperare per il percorso che dobbiamo portare avanti da qua alla fine della stagione. Ecco, io ho una domanda un po' maliziosa adesso, considerando come si muove e come si evolve sempre la classifica, e considerando che ancora ci sono 13 partite da giocare, la guardi la classifica, la guardi la possibilità che anche i playoff non sono così lontani? Ma guarda, sinceramente, sarò sincero, non la guardo tanto la classifica perché noi dobbiamo fare un percorso che ci deve portare a quello che è l'obiettivo stagionale. Non sarà semplice, non è semplice perché le squadre sono tutte attrezzate, anche chi in questo momento è dietro di noi, quindi qua c'è un campionato in cui ogni gara ci sono punti da poter prendere, quindi noi dobbiamo pensare solamente partita dopo partita con l'obiettivo di raggiungere il nostro obiettivo, che quest'anno rispetto agli anni precedenti non si potrà raggiungere velocemente per via della nuova regola, come sappiamo, per cui non dobbiamo fare calcolo, non dobbiamo ragionare guardando troppo avanti, ma pensare solo alla partita successiva. Mister Lillo Bonfatto, altra partita tesissima col Bagheria, forse anche memoria di quello che è successo all'andata, altra partita molto bella tra due squadre, vittoria pesantissima, vittoria importantissima. Allora, noi intanto sapevamo di affrontare una squadra che, secondo me, come ho detto nell'anteprima, è una squadra che gioca bene a calcio, ha tanta qualità, soprattutto in questo campo, un campo largo, profondo e soprattutto come terreno di gioco veloce, poteva metterci in difficoltà, e così a tratti è stato. Però devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto bene il campo, sono stati un'altra squadra quando prende il pareggio in quel modo, dopo aver sbagliato tanto il primo tempo, perché abbiamo preso poi 2 traverse, qualche gol abbiamo sbagliato, si può disunire. Invece devo essere onesto e devo fare complimenti a questi ragazzi che hanno cercato in tutti i modi di portare a casa la vittoria, e così è stato. Poi il calcio è anche divertente, si diverte anche a creare trame interessanti. Il Camarat che vi ha inflitto la prima sconfitta stagionale in campionato
è anche la squadra che ferma il Marsala e vi fa allungare in classifica. Sì, abbiamo visto che il Marsala ha perso, allunghiamo, però ripeto, già le avevamo 9 punti di vantaggio qualche settimana fa, poi hanno recuperato, sono stati bravi loro, forse siamo stati meno bravi noi, però ora adesso dobbiamo cercare di continuare quello che stiamo facendo, forse non basta, dobbiamo fare sempre di più e già domenica abbiamo una partita molto complicata contro un Musilmeri che è una squadra forte, organizzata e quindi sicuramente sarà una partita difficile, però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene in tutta questa settimana e partire con la mentalità giusta, perché la nostra mentalità deve essere sempre quella di cercare di ottenere sempre il massimo e voglio fare un appello, abbiamo bisogno pure dell'aiuto del nostro pubblico. Ecco, ti interrogo su qualche individuo, non mi soffermo sui vecchi perché ormai è storia nota, si parla di loro da anni, mi soffermo sui giovani, in particolare altra grande prova di Greco in mezzo al campo, ma anche bell'impatto di Bennici perché è entrato nell'azione del gol e poi anche nel finale ha preso qualche fallo e è stato importante. Assolutamente, diciamo che Bennici si sta allenando da poco con noi, il ragazzo ogni giorno che passa cresce, ovviamente è merito suo ma anche merito dei ragazzi, dei grandi che lo aiutano in tutto e per tutto e quindi pian piano si sta creando il suo orticello, perché quando è chiamato in causa fa sempre la sua onesta partita. A me non piace parlare di singoli, però Greco sappiamo è uno di quantità, è uno che non si sacrifica tanto. Sappiamo che siamo un gruppo forte, oggi mancava qualche giocatore importante, però il gruppo è sano, il gruppo è unito, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e quindi dobbiamo cercare di continuare su questo passo e non possiamo decelerare. Con mister Cammarata, dopo l'importantissima vittoria del Camarat in casa contro il Marsala, mister, innanzitutto complimenti, questi vengono davvero al cuore perché oggi la squadra ha messo grinta, ha messo determinazione, ha messo letteralmente tutto in campo per portare a casa 3 punti che alla fine sono meritati. Sì, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione sotto l'aspetto agonistico, del cuore. Giocavamo contro una grande squadra, una squadra veramente costruita bene, che fa un buon calcio, però i miei ragazzi hanno dato tutto e a parte i primi 15 minuti dove siamo andati un po' in difficoltà, poi è stata una partita equilibrata dove diciamo che abbiamo fatto una grande partita. 7 giorni fa, se si ricorda, avevo detto che dopo quelle vittorie a Licata e a San Vito la stagione sembrava fosse cambiata. Erano arrivati 6 punti importanti e bisognava confermare con un'ottima prestazione contro il Marsala, a prescindere dal risultato. È arrivata la prestazione, è arrivato il risultato, adesso dove può arrivare veramente questo Camarat? Ma guarda, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni partita per noi deve essere importante e poi alla fine faremo i conti. Noi dobbiamo allenarci giorno per giorno sempre per migliorarci e per avere i nostri obiettivi personali, fare un gran campionato, ma senza l'allenamento quotidiano non si va da nessuna parte. Ultima piccola domanda dal punto di vista più tattico. Oggi abbiamo visto una squadra mutaforme, a volte difendeva a 4, la maggior parte delle volte invece gli esterni facevano un lavoro importante, Spinelli da una parte, Cacchioro dall'altra. Questi giocatori che sanno interpretare più ruoli, che sanno dare il volto che vuole in base al momento della partita, questi possono fare la differenza? Sì, perché ormai il calcio di oggi non è più posizionale, ma in base ai movimenti della squadra che fai puoi diventare a 4, puoi costruire a 3, puoi costruire a 5, dipende come ti muovi e gli altri si devono muovere di conseguenza. Ho fortunatamente una squadra che ha voglia di migliorarsi giorno per giorno e questo mi semplifica le cose. Siamo qui con il direttore generale del Camarat, Gioacchino Privitera. Direttore, innanzitutto complimenti, è arrivata la 3ª vittoria consecutiva e il calendario non vi aveva messo contro squadre facili, Licata, San Vito, ora Marsala. Queste gare, queste settimane hanno fatto vedere il reale valore di questo Camarat. Beh, l'avevo detto nell'intervista passata a San Vito Lo Capo. Il valore di questa squadra è alto, i ragazzi si stanno davvero impegnando tanto, abbiamo raccolto il massimo di 3 sfide impossibili, diciamo, sulla carta, però siamo molto contenti e fiduciosi perché dopo un girone di andata un po' problematico la vera forza dei ragazzi sta venendo fuori, il frutto dello staff tecnico, del mister Cammarata, e siamo davvero orgogliosi di avere una squadra del genere perché lotta su ogni pallone
e mette in difficoltà qualsiasi squadra. Questa vittoria è proprio dedicata ai tifosi, a Cammarata, a tutta la città, perché le altre due importantissime erano arrivate comunque fuori dal catino di casa. Oggi, davanti al proprio pubblico, la squadra non ha fallito l'appuntamento. Beh, ci tenevamo tantissimo a regalare ai nostri tifosi una giornata così bella e importante, perché ci seguono ovunque, perché oggi hanno dimostrato davvero l'attaccamento alla squadra. Ecco, a differenza di altre piazze, Cammarata è proprio questo, siamo tutt'uno con i tifosi e tutta la gente che ci ama.
ci risiamo, seconda frazione di gioco che riparte con il possesso dell'ATF. Yeboah che controlla il primo pallone, ma adesso subito il numero 10 che recupera il pallone, prova a scappare ma viene fermato. Adesso ancora ATF, palla lunga sulla destra, riesce a controllare, può provare a calciare, preferisce il passaggio lungo linea, capita l'intenzione, poi schiaccia di testa il pallone, giocarlo dietro con molta esperienza, rischia, poi qui il numero 2 parte via, il contropiede viene fermato, la palla che passa, attenzione al numero 9 che calcia, viene fermato il pallone. La battuta lungo linea, viene fermato, arriva subito l'anticipo, però adesso possesso del numero 9 Cusimano che si va a prendere però questo pallone, prova a scappare, viene fermato, attenzione adesso a Putano che può andare, va via, anzi non è Putano, scusate, era Favaloro che può andare, ma adesso eccolo qui, proprio lui, Putano che prova ad andare via, fermato. Possesso TF, palla lungo linea, prova l'anticipo, attenzione perché esce qui a vuoto il difensore, adesso prova il numero 4, palla lungo linea, viene fermato il tacco, ancora TF che può provare a calciare dalla distanza, tiro velleitario che cade nelle mani di Curcuruto, palla lunga, a cercare la punta, Martino, fermato, spazza via il pallone, di testa, allontana bene Riggio, anzi no, scusate, il numero 5. Yeboah, palla lunga, a trovare il 7 che prova a trovare il passaggio lungo linea, ma viene fermato, adesso attenzione all'Athletic Club che può provare il contropiede, palla buttata sopra l'avversario e TF adesso che può partire in contropiede, palla d'esterno, a trovare il numero 11 che prova ad entrare, viene fermato però dal numero 5 d'Amore che mette questa palla in rimessa laterale. Cambi adesso arrivano da parte dell'ATF. Entrano Picciuca e Scavone, chiaramente dei titolari che oggi sono partiti dalla panchina, titolari che sicuramente importantissimi. Questi è l'ATF come Picciuca che può fare sicuramente la differenza in campo. Questo TF protegge il pallone, prova a girarsi in mezzo a 3, poi arriva il calcio di punizione e va alla battuta il numero 2 Pecoraro. Calcio di punizione per l'ATF. Alla battuta Favaloro. Mette in mezzo questo pallone. Ottimo cross a trovare il compagno. Esce il portiere, la fa sua Curcuruto. Palla lunga. Fermato. Di testa. Ci arriva l'11. Picciuca. Sì, scusate, l'amico era. Nel frattempo si riscaldano anche 3-4 giocatori dell'Athletic. Può scappare adesso via. Va via il numero
4 dell'ATF, era partito bene Barone, si è riversato per l'Athletic, palla lungo linea di testa, fisica per il numero 8, Cucuruto, fermato. 8 il fisico di Bardera, che prova ad andare ancora lungo linea, strattò un avversario di testa Catalano. Laterale per l'ATF, battuta male, controlla Putano che riesce a prendere il pallone, l'arbitro fischia, c'è un tocco con la mano di Putano nel prendere il pallone, poi reazione qui di Putano, attenzione perché l'arbitro sta, è appunto il secondo cartellino giallo della partita, al numero 10 dell'ATF Putano, si aspettava un calcio di punizione a favore, l'arbitro ha deciso di darlo agli avversari dell'ATF. Reazione di Putano punita dal direttore di gara con un cartellino giallo, un po' troppo severo, vuole mantenere il controllo sicuramente alla partita. Il direttore di gara vuole far capire che un minimo errore può costare caro ai giocatori di entrambe le squadre. Fatto il calcio di punizione, testa spazza via, possesso ancora il numero 4 che trova bene l'esterno, adesso prova ad accentrarsi, entra dentro l'area di rigore, rientra sul destro, preferisce giocare a rimorchio, poi palla, attenzione che passa, può provare il destro, Velleitario, qui il tiro del giocatore dell'ATF, sicuramente poteva cogliere meglio questa azione l'ATF, possesso calmo qui dell'Athletic Club, prova a scappare, c'è la scivolata, spazza via il pallone, l'arbitro che lascia giocare. Laterale TF, laterale lunga, controlla bene Favaloro che prova ad andare via, c'è riuscito penso Picciuca, il passaggio lungo linea, spazza via D'Amore. Cercare Putano che prova a controllare questo pallone, va via Putano, palla lungo linea, cercare poi le vie del campo, attenzione a Yobua che rischia un retropassaggio pericolosissimo, spazza via la Bardera, buono anticipo, possesso adesso per l'ATF, palla alla entrato Picciuca che prova ad andare via, in velocità Picciuca, scappa via, arriva il fallo, calcio di punizione, arriva qui il terzo cartellino della partita, punito anche il numero 11 d'Amico, questa è scivolata su Picciuca che era andato via, probabilmente è l'unico modo per fermarlo perché quando prende la fascia e corre può rendersi molto pericoloso e ne è entrato. Favaloro alla battuta, 43 sul cronometro, mette questo pallone in mezzo sul secondo pallo, tagliare l'area di rigore, la palla se la ritrova lì in mezzo, poi Picciuca non se l'aspettava però, quindi non riesce a calciare, palla che esce fuori, in rimessa laterale, io buona la battuta, adesso TF in avanti, salta l'uomo con sombrero, è buono lo scambio, si può centrare, cerca la finta, poi il destro, palla che esce di pochissimo. Si era acceso anche lui Scavone e come dicevo prima, due cambi sicuramente importanti, quelli fatti dall'ATF. Palla lunga, attenzione perché sporca questo pallone, attenzione perché l'ultimo uomo si ritrova lì, il numero 10, attenzione Yobua pressato dagli avversari, palla che esce fuori, è salito bene qui l'Athletic Club, rimessa laterale per i bianchi. Prova a girarsi il 9, mette questo pallone in mezzo, spazza via l'ATF.
altra laterale da metà campo, andrà alla battuta il numero 4 Barone, gira Vardera, scusate, testa spizza questo pallone, però 5 spazzano via, ancora Barone, attenzione all'ATF che adesso c'è capo per andare, viene fermato alla lunga, allontanata dal pericolo, ritorna il possesso all'ATF. In mezzo al campo, alzata lungo linea, cerca il numero 9, attenzione al pressing dell'Athletic, TF che riesce ad uscire, attenzione perché adesso può crescere un contropiede per l'ATF, avvia Favaloro, anzi no scusate, il numero 4 Barone che rientra, è buono lo scambio, Barone mette il pallone in mezzo, il controllo, l'appoggio, il rimorchio del Picciuca, ritrova il passaggio per il 9 che si divora, ancora una volta una chiarissima azione da gol. Qui il numero 9 dell'ATF, Cusimano, ha costruito bene l'azione, però qui l'ATF diventa una delle azioni migliori della partita, peccato la concretizzazione, buona poi la chiusura in scivolata sul numero 9 dell'Athletic Martino, sarà laterale per i bianchi, partita equilibratissima. Pareggio forse è ben meritato perché comunque da entrambe le parti ci sono state grandi occasioni. Riesce a passare. E c'è il contatto, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'Athletic. Calcio di punizione Athletic, d'amore alla battuta, dove sarà un tiro, un cross, diciamo dalla 3/4 di campo. Batte il calcio di punizione, trasforma in un tiro che cade sul secondo palo. Palla che ha preso una traiettoria particolare, stava ingannando il portiere dell'ATF. Su palla lunga, testa prova a giocare dietro, fermato, circola il possesso, laterale TF. Laterale lunga, prova a coprire, riesce per passare, attenzione a Picciuca, prova all'esterno, si accentra invece da sinistra. Scambio tra i due appena entrati, il destro deviato, si fa trovare pronto il portiere qui ancora dell'Athletic Club, Curcuruto. Ottimo salvataggio su deviazione, non era facile sicuramente da prendere questo pallone, ottimi riflessi del portiere. Cambio da parte dell'Athletic Club, esce il numero 7 Catalano ed entra il numero 15 Alaimo. Arrivano anche i primi cambi qui da parte dell'Athletic, bianca, palla lungolina battuta. Non c'è nessuno, spazza via lunga questa palla ATF, attenzione perché può essere fortunato, come no, è buono l'anticipo poi del difensore, ripartire da Ioboa, palla a cercare la profondità, riesce a trovare il compagno che prova a girarsi, poi copre con il corpo, la palla rimane ancora lì però, ancora in possesso l'ATF.
Ottimo, poi la giocata esce bene il numero 5 d'Amore, ma viene fermato. TF adesso si fa pericoloso, sbaglia l'appoggio l'avversario. L'arbitro fischia. Sarà calcio di punizione per l'ATF. Calcio di punizione per l'ATF, quasi davanti a campo. Calcio di punizione, la battuta rasoterra, attenzione qui perché può farsi pericoloso l'Athletic giocando sulla destra, viene anticipato, esce bene poi il numero 10 maglia rosa Favaloro, gira questo pallone, attenzione che c'era Picciuca lì, pericolosissimo. Ancora poi su TF, soffre adesso l'Athletic, palla lungolinea, attenzione perché può partire sulla sinistra, temporeggia il difensore, gioca centrale, prova a girarsi, non ci riesce, ed è posto TF, c'è Picciuca lungolinea, palla a tagliare il campo, ancora una volta il numero 5, calza questa campanella, ottimo il passaggio per il numero 8 che può provare ad andare, viene fermato, l'arbitro non c'è niente, dice, e quindi altra palla lunga giocata, attenzione a TF che può provare ad andare, ottima la chiusura del numero 5 dell'Athletic Club che protegge bene il pallone, ma la palla rimane lì, eccolo qui che adesso esce, è stata l'Athletic. La rimessa laterale, si crea confusione, c'è tutto poi il pallone, calcio di punizione per l'ATF, 50 sul cronometro, altrimenti alla fine di questa partita battuto il calcio di punizione lungo, cercare la rete di rigore avversaria, ancora TF preso il pallone, in mezzo a due reinventa questo passaggio e prova a rientrare, prova a scappare ma poi lo ferma, Athletic che adesso avanza, riesce ad uscire, attenzione al contropiede, è un 4 contro 4, riesce a trovare poi il passaggio, spazza via il pallone lungo, dove c'è Picciuca che col corpo protegge, ancora Picciuca, di testa la porta avanti, si mette avanti col corpo, cade giù, l'arbitro lascia giocare, ottimo qui l'esperienza poi del difensore dell'Athletic Club, il numero 5 d'Amore, che è riuscito a fermare a Picciuca. Zamore batte il pallone, gira tutto dalla destra, attenzione perché può passare, c'è Iobua che di testa prova ad allontanare via. Arbitro fischia, calcio di punizione per l'ATF. Palla lunga, ancora D'Amore che ha preso forse la grinta, si è caricato dopo qualche intervento pulito, eccola ancora una volta di testa, palla che rimbalza, va a scappare in mezzo a due, sulla destra c'è il raddoppio, attenzione perché può partire il controllo dell'Athletic Club, attenzione perché c'è un brutto fallaccio, arriva un fallo brutto del numero 4 Barone. Sarà calcio di punizione per l'Athletic, partita che forse si sta accendendo dopo questo intervento.
ed è chiaro che qui entrambe le squadre vogliono vincere. Esce il numero 4 Favaloro per il brutto fallaccio che ha fatto, forse punito addirittura dal mister. Un fallo pericolosissimo, poteva fare sicuramente più male all'avversario, ma fortunatamente non c'è stato nulla di pericoloso. Si rigioca, si parte dal calcio di punizione dell'Athletic. D'Amore alla battuta. Palla dentro l'aria, attenzione perché palla rimbalza, esce il portiere, la fa sua Muzzo, spazza via il pallone sulla sinistra verso il numero 8, palla troppo lunga, palla che esce, laterale. Stesso che ritorna all'ATF, attenzione perché rischia il numero 10. Dietro esce bene l'ATF, attenzione perché adesso può prendere campo l'ATF, palla all'esterno, regalata agli avversari questa volta D'Amore, avanza col pallone, l'arbitro non c'è nulla, allarga il braccio, eccolo qui che arriva un altro cartellino giallo anche per D'Amore, partita che si fa cattiva adesso, che sono ben 5 o 6 ammoniti se non erro. Che ha preso una piega forse un pochettino più sporca rispetto a come avevamo visto il primo tempo. Calcio di punizione TF, quasi 60 sul cronometro, vediamo chi riuscirà a spuntarla con i 3 punti questa partita. Magari entrambe le squadre si divideranno un punto. Palla in mezzo, alta e buona, di testa, spazza via lo stesso Athletic con il numero 10 Martino. Attenzione perché solo il sinistro dice di no il portiere, ma ancora Athletic in avanti che prova a calciare con il destro, si divora un gol incredibile il numero 9 Martino. Peccato perché qui l'Athletic poteva fare molto meglio. C'è Putano che lo va a rialzare, gran bel gesto. Omua avanti TF, sarebbe una brutta situazione se adesso l'Athletic dovrebbe prendere il gol, dovesse prendere il gol, scusate. E ancora possesso Athletic, si parte da dietro, non scappare alla pressione dell'avversario, spazza via il pallone di testa, il numero Favaloro costretto a ripartire da dietro, c'è chi poi l'ha spizzato. Spazzato comunque grandissimo il salvataggio quello di Nuzzo sul numero. Picciuca mette giù il pallone, adesso attenzione perché la TF si allarga, può andare dentro l'aria, prova a scappare, troppo lungo il pallone, poi c'è il raddoppio, la palla rimane lì, l'arbitro fischia calcio di punizione per l'Athletic. Lunga la palla, anticipa in testa Pecoraro, ancora Athletic in possesso del pallone, prova a fare passare questo pallone in mezzo a 2, Favaloro costretto a ripartire dal portiere, spazza via, forse c'è un gioco pericoloso, infatti arriva il fischio, il calcio di punizione, sarà calcio di punizione per l'ATF. Palla lunga, spazza via D'Amore, Giobbo su questo pallone di testa, c'è che rischia qui il passaggio, ma c'è dentro campo per andare il numero 8 l'Athletic che riesce a girare, poi c'è persona trattenuta, già battuta, attenzione perché qui forse
giocatore della TF ci metteva il cartellino giallo ben 2 volte, per la trattenuta che il direttore di gara non ha visto. La seconda istruire il passaggio sulla punizione veloce. Punizione Athletic, battuta sul secondo palo, attenzione al numero 11 che è lì, riesce a controllare il palo, mette in mezzo, prova a girarsi, rovesciata, acrobazia pazzesca ancora una volta numero 9 Martino. Rischiato qui la difesa in maglia rosa, palla sulla destra, fuori, invece no, l'arbitro lascia giocare, palla in mezzo, l'arbitro fischia, sarà rimessa laterale per l'Athletic. Laterale battuta, prova a girarsi con il numero 9 in mezzo a 3, triplicato, non raddoppiato, poi riesce a uscire bene qui la TF, palla lungolinea, attenzione perché può rendersi pericolosa, l'arbitro va avanti, poi Picciuca riesce a passare, il destro e arriva il gol della TF, l'arbitro ha fatto andare avanti appunto il gioco e arriva il gol della TF 1-0. Grandissimo gol, grandissimo contropiede, ma soprattutto grandissimo anche l'assist di Picciuca. E poi chi se non Cusimano ad insaccare il pallone nella rete. 1-0 Athletic che va in vantaggio perché è riuscita appunto a prendere questa occasione a volo, non la poteva sprecare. Ed è 1-0 praticamente a quasi 8 minuti dalla fine della partita. E adesso vediamo come continuerà la storia di questa partita, perché comunque l'Athletic Club non vuole perdere. Sicuramente adesso l'Athletic Club che sarà più offensivo rischierà magari di prendere gol in ripartenza, che comunque la TF con il contropiede è molto pericolosa con quel Picciuca lì. Attenzione all'Athletic che avanza col pallone, prova a passare, si prende forse di foga qui la TF. È chiaro che dopo il gol l'adrenalina sale, cosa che può favorire appunto i maglia rosa. Battuta rimessa laterale, fermato, poi c'è forse una gamba tesa, c'è un contatto, ma l'arbitro lascia giocare. Gioca la TF nel frattempo, palla lungo linea, cercare ancora la profondità, perché l'Athletic adesso è scopertissimo in difesa. Picciuca copine con il corpo, attenzione perché forse c'è un calcio ai danni di Picciuca. Partita che adesso appunto, come dicevo, poi immaginavo, si è fatta cattiva. Palla battuta, l'arbitro fischia. Sarà semplice rimessa laterale a favore dell'ATF, palla lungolinea, scavalcare l'avversario, viene fermato. Picciuca una volta fermato protegge bene il pallone, altro fallo laterale per l'ATF. Battuta lunga, Athletic che prende il possesso del pallone, attenzione perché può partire in contropiede, palla lunga, fermato, ottimo
la giocata del numero 6 che dice di no, Riggio, ed è ancora possesso adesso Athletic, prova a ripartire ma viene fermato, poi c'è fallo forse, ma invece no, l'arbitro lascia giocare, contropiede Athletic, prova ad accentrarsi, allunga troppo il pallone, palla che esce fuori rimessa laterale, Athletic che si accende, salgono anche i centrocampisti più arretrati dell'Athletic, lasciando così il 3 contro 2 in caso di difesa. Athletic adesso prova a puntare il tutto per tutto, prova poi a uscire con un numero, la palla rimane ancora lì, ultimo tocco della maglia bianca, quindi rimessa laterale per l'ATF. C'è una spinta con la mano, l'arbitro lascia giocare, ancora ATF preso il pallone, palla lunga, attenzione a cercare Picciuca, ottimo, poi il controllo del numero 3, controlla bene il pallone, infatti arriva qui l'ammonizione del numero 5, doppia ammonizione, arriva il cartellino rosso per il numero 5 dell'Athletic Club, D'Amore, che forse era un po' troppo nervoso durante questa partita. Gesto ingenuo quello di D'Amore, ma soprattutto forse anche quello del mister, che comunque D'Amore, quando ha avuto il battibecco con Picciuca, aveva chiesto il cambio. Il mister ha preferito farlo giocare. Questo è il risultato. Piccolo gesto ingenuo quello di D'Amore, che gli ha costretto l'abbandono del campo. Adesso Athletic Club partita si va ancora più in salita, perché adesso è un in meno, con un difensore in meno, e mancano soltanto 3 minuti alla fine della partita. Attenzione all'Athletic Club che si fa però pericoloso, che poi prova ad avanzare, l'arbitro fischia fuori gioco. ...68 più recupero, sicuramente il recupero sarà prolungato, circa 4, dai 3-4 minuti, palla lunga, riesce a controllare, attenzione perché c'è fuori gioco qui, ma l'arbitro lascia giocare, infatti arriva qui il fischio del direttore di gara. E come dicevo prima, il cambio di Picciuca quando è tornato in campo al secondo tempo chiaramente ha messo quella qualità in più, riesce a puntare l'uomo molto veloce, ha creato l'assist, un cambio fondamentale quello dell'ATF Picciuca, chiaramente cambio azzeccato del mister. E nel frattempo c'è un altro cambio, esce forse l'autore del gol, la partita dell'ATF, il numero 15, battuta male, la punizione dell'Athletic Club. Ancora possesso Bianchi, palla lunga, riesce a spazzare, attenzione sempre al contropiede dell'ATF in caso raddoppiato, riesce a passare il numero 10 Puttano David. Messo dal fondo per l'ATF, 3 punti sicuramente importantissimi. Subito al pressing l'Athletic, spazza via, di testa prova a spizzarla, ma c'è ancora Bianca inseguire il pallone, esce fuori, laterale per l'ATF, con molta calma adesso prova a controllare il risultato della partita. Palla da Picciuca, mette giù col petto, Picciuca gira il pallone sulla sinistra, attenzione perché è solo, ed è pure regolare, riesce a saltare bene l'avversario, poi con il sinistro, ottima la parata, la palla rimane lì, ancora un'altra parata, quella del portiere del numero 1, che dice di no, Curcuruto, come il primo tempo. Sono 6 minuti di recupero del direttore di gara, ottimo il sabotaggio di Curcuruto, ancora una volta su 2 palle gol si è dato da fare,
Attenzione, Athletic Club adesso manda in contropiede, arriva il fallo, calcio di punizione, forse eccolo qui, estremo un altro cartellino giallo, il direttore di gara, se non è l'8º della partita. Tutto e per tutto dall'Athletic, ancora 5 da giocare. Pensavo di meno, fosse minuti di recupero, ma in realtà forse è dato qualche minuto in più. Credo che un gol adesso potrebbe cadere lo stadio da parte dell'Athletic. Palla battuta in mezzo, attenzione perché la spizza di testa, ancora una volta non è stato bravo a concretizzare l'occasione, questa volta il numero 8, Curcuruto Daniele. Era un'altra chiarissima occasione da gol, quella dell'Athletic. Palla lunga a cercare Picciuca che prova a girarsi, viene fermato, possesso Athletic, rimpalla a favore, anzi no, a sfavore, e quindi sarà laterale rosa, che non sta controllando il gioco in questi ultimi minuti, ma preferirebbe fare gol per come sta spingendo in questi ultimi 4 minuti di partita. Altro cartellino giallo, questa volta per Picciuca, altro gesto ingenuo per recuperare un pochettino di tempo, ha allontanato il pallone, altra ammonizione, gioco che si concentra sulla parte sinistra del campo, c'è traffico lì. Riparte da dietro, alza questo pallone verso l'area di rigore avversario, di testa lontana. Altro palo lungolinea, attenzione perché adesso qui l'ATF sono in tanti, contropiede dell'ATF, è un 2 contro 2, può andare sulla destra, c'è Picciuca che si allarga, si accende invece sulla sinistra il numero 18 e l'arbitro fischia calcio di rigore che sicuramente mi sembra un pochettino esagerato, da qui è difficile vederlo cosa è successo. Chiaramente a me è sembrato palla per come il pallone è uscito, ma stava rischiando, come dicevo prima. Scavone nel 2 contro 1 ha preferito fare tutto solo, c'era Picciuca sulla destra libero, ha preferito lui allungare ancora la gamba, ma poi fortunatamente trova il calcio di rigore, prende il pallone il numero 10 Favaloro, quasi 74, TF che adesso può allungare il risultato e chiaramente l'Athletic farebbe molta ma molta più fatica a recuperare questi ultimi minuti di gioco. Favaloro contro un incredibile Curcuruto. Favaloro prende la rincorsa, il destro, Favaloro spiazza Curcuruto, ETF che adesso va avanti di 2 alla fine di questa partita. Troppo buono il direttore di gara a fischiare questo calcio di rigore. Chiaramente quando ti trovi lì al dischetto pensi soltanto a fare gol. Così è stato per Favaloro. 2-0 è ormai partita quasi impossibile, anche se impossibile nel calcio non c'è nulla. Ma con un in meno e con questo rigore praticamente non vorrei dire regalato, ma magari sta un pochettino graziato qui, anzi è stata graziata qui la squadra rosa. Ti che adesso prova ad andare tutto per tutto ancora più di prima,
Attenzione, se perdi il pallone qui poteva essere sicuramente, poteva arrivare il terzo gol. Prova a girarsi, ecco qui recupera il pallone e può andare via un altro contropiede. Palla verso Minardi che riesce a passare il pallone. Possesso ancora TF, palla lungo linea. Attenzione perché può andare il numero 8 e arriva il terzo gol del numero 8 della TF, Arini. E mi sa che adesso l'arbitro può mettersi i fischietti in bocca e finire la partita. Infatti finisce 3-0 il risultato di oggi qui allo Stadio Velodromo di Palermo. TF che batte 3-0 l'Athletic Club. È stata una partita bellissima fino all'ultimo respiro, anche se la partita è finita 3-0 da entrambe le parti. C'è stata sempre reazione in ogni occasione. È stato un grandissimo piacere commentare questa bellissima partita con voi. Adesso ci spetterà un'altra partita che inizierà a brevissimo. Ci vediamo lì per chiunque la dovesse seguire. Buona giornata e arrivederci.